Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. In apertura nuovi dettagli agghiaccianti che emergono dalla strage familiare di Altavilla. I due figli di Giovanni Barreca sarebbero stati uccisi venerdì scorso. La morte della moglie invece risalirebbe a 10 giorni fa. Nel mirino dell'uomo anche un gatto sparito nel nulla. Sequestrati i due cani di proprietà dei due complici. Arrestati i figli dell'autista del boss Messina Denaro. Antonio e Vincenzo Luppino sono indagati per favoreggiamento e procurata in osservanza di pena aggravati. Avrebbero fornito al boss un aiuto prezioso per muoversi e spostarsi nel territorio di Campobello di Mazzara. Prevista questa mattina l'udienza sulla concessione dei domiciliari a Filippo Mosca, giovane nisseno detenuto in Romania in condizioni disumane a detta della madre. Si trova in carcere per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. 4 arresti per una rissa nata durante il carnevale di Cesarò in provincia di Messina. La lite sarebbe passata dalle parole ai fatti durante il passaggio dei carri. Chiuso dal 25 febbraio al 16 marzo l'aeroporto di Trapani Birgi per i lavori di manutenzione della pista. I passeggeri saranno informati sui voli direttamente dalle compagnie aeree. Per tutti gli approfondimenti di queste notizie potete consultare il nostro sito www.newsicilia.it e i nostri canali social. Arrivederci.